Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa che vuole presentare un disegno di legge regionale che è il 222, il quale ha un approccio del tutto diverso da altre leggi come quella di iniziativa popolare, che sono state presentate pure all'interno, nel seno del Consiglio regionale del Veneto per l'esame e l'approvazione. Questo disegno di legge parte da un presupposto che le istituzioni hanno il dovere di accompagnare alla morte. La morte è un fatto fisico che riguarda tutti noi ed le istituzioni hanno il dovere di accompagnare l'uomo, la persona, alla morte in modo dignitoso, rispettando la propria vita fino all'ultimo respiro. Ed è diverso questo dal procurare la morte. Accompagnare in modo dignitoso significa fare in modo che la persona si senta accolta dalla comunità, non si senta un peso, si senta importante, assistita fino all'ultimo suo respiro. Diverso invece quando si cerca di trovare la scorciatoia, che è sempre una sconfitta, nel togliere il problema e senza cercare di accompagnare alla soluzione del problema. E questa legge completa un quadro normativo già esistente in parte sia nazionale che regionale e ha come presupposto, come ho detto, l'accompagnamento alla morte in modo dignitoso per la persona. Dignitoso cosa vuol dire? Vuol dire che la persona ha diritto alle cure palliative, alla terapia del dolore, vanno rafforzate e rese disponibili sempre e ovunque, e per questo è prevista nella legge anche un aggiornamento per il personale, corsi di aggiornamento, un'iniziativa come l'istituzione dell'osservatorio, un osservatorio regionale per verificare la piena attuazione di tutte queste delle terapie antidolore e delle cure palliative, già tra l'altro previste in una legge regionale come anche in normative nazionali, e quindi questo va a implementare e a rafforzare ancora il sistema del diritto alla persona di non soffrire, il diritto alla persona di essere accompagnato, di trovare il sollievo fino dalla sofferenza e anche il fatto di essere curato e assistito fino all'ultimo suo respiro, senza cadere ovviamente nell'accanimento terapeutico. Noi dobbiamo accompagnare alla morte e non provocare la morte in modo dignitoso. Seconda previsione da parte di questa legge è il divieto, ribadisce il divieto alla forma eutanasica sia nella dimissione commissiva quando viene provocata la morte o sia omissiva, ossia quando si lascia morire perché si omettono a fare alcuni interventi magari necessari. Questo non è nulla di nuovo perché ribadisce un principio già presente in una normativa nazionale ed questo principio è stato in parte completato, o meno circoscritto attraverso delle sentenze della Corte Costituzionale che stabiliscono alcune fattispecie per cui è possibile derogare. Terzo, sempre nel senso positivo, propositivo, a favore della vita della persona che si trova in stato di bisogno, si parla in questa legge di promozione delle figure dei caregivers con apposito registro, l'istituzione di apposito registro, e poi a queste ovviamente interverrà appunto il collega Finco, il quale lui aveva predisposto anche un disegno di legge specifico che abbiamo assemblato a questa legge, in quanto sono inerenti tutti all'unico tema, quello dell'assistenza, di dare fiducia, speranza, sostegno e far sentire che la persona non si senta abbandonata, è parte della società fino all'ultimo respiro, non è uno scarto della società per cui dobbiamo eliminarlo e metterlo da parte. E questo registro, quindi istituzione di un registro, iniziative concrete, penso per esempio al sostegno alle famiglie, cioè far leva su una solidarietà, anche una sussidiarietà nei confronti, rafforzando l'apporto e il sostegno della famiglia, non che il motivo di trovarsi in uno stato di bisogno sia un motivo per portare in difficoltà le famiglie
alla disperazione, a far sentirsi come peso sociale, per cui dico: "È meglio la faccio finita perché creo problemi non solo a me, ma creo problemi agli altri". Questi non sono motivi sono motivi che vanno rimossi necessariamente in uno stato, dignitoso come abbiamo tutti vogliamo vivere. Arriviamo addirittura nella legge ad improntare anche un ruolo attivo della società a partire dagli studenti, dal mondo del sostegno, quindi fare in modo di coinvolgere gli istituti scolastici, le università, perché uno studente abbiamo avuto bellissime esperienze anche nel Veneto, di studenti che hanno convissuto insieme persone e sono state vicine anche a malate, che hanno fatto un loro servizio di assistenza e poi nel contempo hanno frequentato l'università. Abbiamo il problema degli alloggi oggi, perché non mettere insieme anziani e giovani nelle nostre città? Abbiamo tante case semivuote di anziani da soli e magari tanti giovani che cercano case, perché non mettere insieme queste due domande e fare in modo che magari di fronte a una accoglienza in un'abitazione uno presti anche, magari invece di pagare un affitto carissimo, dia anche un'assistenza umana, un piccolo sostegno a quella persona, magari insieme anche a altri servizi che necessariamente devono venire dall'esterno. Ecco, tutte queste belle cose sono rivolte a uno spirito che è quello, come c'è scritto qui, che fa parte della cultura della vita. Cioè le istituzioni, lo Stato deve lavorare fino in fondo per la cultura della vita. La cultura della morte, toglie il problema, è una sconfitta dello Stato, è sinonimo di sconfitta dello Stato, ed è per questo che abbiamo voluto, io insieme al mio collega Finco, Ignazio Finco, e a Barbisan, abbiamo voluto presentare questa legge, perché questa legge vuole essere una risposta diversa a un problema, ma vogliamo far sì che il problema non deve essere un problema, deve essere: la persona non è mai un problema. Ed è questo lo spirito della legge: la persona non è mai un problema, la persona va accolta, sostenuta, va messa nelle condizioni di vivere con dignità fino all'ultimo respiro, e non che percepisca questa azione come un qualcosa, e non farsi sentire un peso, e non che si senta un peso, che si senta un disturbo, che si senta... Molto spesso, guardate, la volontà di una persona cambia, la nostra volontà cambia nella vita, a seconda delle circostanze, a seconda del contesto in cui ci troviamo. Quante persone, anche noi stessi, avevamo un'opinione in un certo status, cambia lo status, magari cambiamo opinione. Io ho parlato con dei medici palliativisti, e anche qui nella legge viene previsto un rafforzamento anche di queste figure, risorse per rafforzare queste figure, dei corsi di formazione. Tutto il personale della sanità deve essere maggiormente preparato su questo, uno sforzo quindi ulteriore sempre a favore della vita. E francamente, parlando con loro, mi dicono che non hanno mai trovato chi desideri farla finita, soprattutto se la persona è accolta, è assistita adeguatamente, se ha le cure, sente l'affetto dei propri cari, sente... La morte è una dimensione umana che può essere una dimensione anche... mette insieme la famiglia, va vista anche un aspetto di sintesi di una vita attorno al quale tu senti gli affetti più cari attorno, senti il respiro di chi ti vuole bene, senti la società che ti sostiene, ma non vedi la prospettiva di solitudine e quindi di abbandono. Ecco, sono questo spirito di solitudine e abbandono, di senso del peso, che spesso provoca una reazione all'interno di ciascuno di noi, di senso di: ma cosa ci sto a fare? Perché devo far tribolare gli altri? Uno, mentre deve morire, non fa tribolare nessuno. E lo Stato, le istituzioni, la famiglia, la società deve avere un occhio di riguardo ancora maggiore in un momento in cui le situazioni della vita sono difficili. Noi viviamo in una società volta all'efficienza, al fatto tu sei utile perché sei efficiente, sei vincente, eccetera. Non c'è la cultura del debole, di chi viene considerato come scarto, come inutile. Un criterio utilitaristico sta entrando nelle nostre leggi. Noi vogliamo invece un criterio di umanità, ed è questo che riteniamo doverosa l'approvazione anche di questa legge, e soprattutto doveroso il porre all'attenzione questo dibattito, un dibattito di riflessione che ci porti anche a non affrettare scelte magari di comodo, veloci, ma cerchi di farci capire quanto la vita umana è importante e quanto dobbiamo fare in modo che la persona in difficoltà
anche nei momenti più difficili, riesca a sentirsi amato e parte di una comunità e sostenuto anche dalle istituzioni. Ecco, quindi una cultura della vita che le istituzioni hanno il dovere di promuovere, e contro una cultura che dice vabbè, poiché non servi nulla, lasciamo pure andare, perché è anche un risparmio anche economico per la collettività. Vi ricordo e concludo che in certi paesi, pensiamo all'Olanda, dove queste norme sono già più avanti, si parla addirittura del concetto, ci sono dei disegni di legge che parlano del concetto di vita vissuta. Raggiunto un certo anno di età, tu la tua vita l'hai fatta, tu puoi anche decidere di farla finita. Ecco, che lo Stato sia a promuovere questo, come in altri casi promuovere, è veramente triste, vuol dire che è il fallimento dello Stato. Ecco, da parte nostra, quindi, e lascio poi la parola a diversi interventi che abbiamo portato oggi qui, quest'oggi insieme a me. Ho voluto portare anche delle testimonianze di persone che rappresentano diversi gruppi, associazioni che stanno lottando, stanno promuovendo la vita, qualcuno in campo che aiuta persone che sono in difficoltà, che hanno fatto esperienza anche attiva nel territorio, hanno vissuto a contatto con persone che si sono trovate in difficoltà e vogliono portare anche un messaggio diverso da quello messaggio che magari finora nei palazzi regionali è giunto. Io ringrazio per questa legge innanzitutto il supporto da parte di un professore che oggi non ha potuto, per motivi anche di lavoro, essere qui, ma che mi ha lasciato anche una lettera, non sto qui a leggerla, ma che è il professor Daniele Trabucco. Lui è professore strutturato in diritto costituzionale e diritto pubblico, docente universitario, il quale ha curato insieme a noi la predisposizione di questo testo perché sia coerente con le normative sia regionali esistenti, soprattutto nazionali, sia coerente con la nostra Costituzione. Ecco, ciò premesso, oggi non ha potuto essere presente, ma poi porteranno anche il suo saluto a altre esponenti importanti dei movimenti che gridiamolo, come si chiama, gridiamo dai tetti, come si chiama? Ditelo sui tetti che poi comunque chi mi segue porterà anche il loro saluto. Io darei subito la parola al mio collega Ignazio Finco, il quale dirà un suo pensiero e poi procederemo ad ascoltare le varie testimonianze. Grazie a tutti. No, bene, fa lo stesso. Grazie Stefano, io ho voluto condividere questo progetto di legge che è stato depositato ancora ai primi di agosto, in quanto il tema è un tema che ho avuto modo di approfondire nei mesi scorsi con alcuni palliativisti che mi hanno ovviamente parlato delle difficoltà non solamente del paziente che ovviamente si trova in determinate situazioni, ma anche delle condizioni familiari che spesso sono condizioni difficili, soprattutto per quelle persone che nella vita quotidiana sono diciamo costrette per colpa del male ad assistere un familiare, un disabile, una persona che ha determinate patologie, e spesso e volentieri noi pensiamo ovviamente a dare sollievo alla persona malata, ma poco si pensa al contesto familiare dove vivono queste persone ammalate. Spesso e volentieri ci troviamo di fronte a questi famosi caregiver, no? Che meritano secondo me una forma di tutela particolare. Gran parte, sulla base anche di dati che abbiamo, sono donne dai 45 ai 64 anni che spesso e volentieri vanno a rinunciare a quella che è la loro condizione familiare, quindi anche la tranquillità di vivere all'interno di una famiglia, che spesso e volentieri perdono anche il loro posto di lavoro perché devono accudire il figlio piuttosto che il genitore anziano, perché non tutti al giorno d'oggi si possono permettere una casa di riposo, soprattutto visti anche i costi onerosi. E quindi avevo proposto un progetto di legge che proprio si focalizzava sui caregivers, che in alcune situazioni sono anche giovani ragazzi che spesso e volentieri si trovano ad accudire i propri genitori. E di fronte alla società che abbiamo, no? Che è una società ormai sempre più vecchia, basta guardare i dati che ci disegnano un Veneto, ma un'Italia stessa, l'Europa stessa, quando nel 2050 ci sarà un numero importante di persone anziane, ma soprattutto di persone anziane che non avranno più la rete familiare che oggi noi abbiamo, perché rispetto anche ad altri paesi europei, soprattutto i paesi del nord Europa,
Il sistema dell'assistenza domiciliare nel nostro paese si basa su cosa? Si basa sul welfare familiare. Il bambino piccolo oggi ha la fortuna di crescere all'interno di una famiglia dove magari ci sono i nonni, gli zii, le cugine che aiutano la mamma e il papà a far crescere i figli, e fino a quando poi si diventa anziani, no? Dove ancora oggi la famiglia è un supporto fondamentale al di là dell'aiuto pubblico nell'accudire l'anziano fino agli ultimi giorni della vita, oppure fino all'entrata in casa di riposo. E se noi guardiamo oggi, le entrate in casa di riposo sono sostanzialmente persone che hanno una media di 5-6 mesi, perché vanno proprio negli ultimi mesi di vita. E quindi ritengo opportuno, attraverso questo progetto di legge, ho inserito l'articolo numero 6, praticamente inserire tutta una serie di interventi proprio a favore di caregiver. Che in cosa riguardano questi interventi? Questi sono praticamente tutti incentivi che può dare la Regione del Veneto, ma non solamente incentivi da un punto di vista economico, ma anche accordi datoriali con le categorie economiche, in modo da permettere il lavoro agevolato delle persone che si trovano in determinate situazioni, piuttosto che la stipula di protocolli di intesa con l'ufficio scolastico regionale piuttosto con le università, in modo da dare delle forme di sostegno anche magari agli studenti che sono costretti ad assistere familiari in situazioni difficili e che magari hanno anche enormi difficoltà nel seguire i percorsi di formazione. Quindi la mia idea sarebbe di creare un focus su questo mondo che è un mondo nascosto e che a mio parere merita di essere valorizzato, ma soprattutto merita di essere aiutato. E questo è un tema che per mia cultura politica, io sono da sempre una persona che sostiene la vita, la famiglia in tutte le sue fasi, no? Perché la vita tutti noi vogliamo che sia una cosa bella dal primo all'ultimo giorno, però la vita è fatta anche di intoppi, di incertezze e di difficoltà. Sostengo pienamente il sostegno alla vita fino all'ultimo giorno. Io non giudico chi la pensa diversamente da me ed è libero di farlo, però sono dell'idea che obbligo e dovere di un sistema sanitario nazionale, così almeno come impostato all'interno del nostro paese, sia quello di assistere nel migliore dei modi la persona dal giorno della nascita fino all'ultimo giorno della sua vita. E a mio parere, prima di affrontare tematiche delicate come il suicidio medicalmente assistito, noi dobbiamo pensare a garantire il pieno sostegno e il massimo sostegno alle persone ammalate e alle persone che assistono questi ammalati. Il tema del fine vita è un tema molto delicato, sicuramente è un tema che tutti i paesi moderni oggi si stanno ponendo, no? Perché prima o dopo penso tutti arriveranno a trarre delle conclusioni su questo argomento. Però non trovo assolutamente utile la forzatura, la pressione che abbiamo avuto soprattutto anche nelle ultime settimane nel portare avanti questo progetto di legge, perché capisco che fa parte della possibilità da parte di un gruppo di persone di presentare dei proposte di legge iniziativa popolare, però è anche vero che un tema così delicato non può essere affrontato in 2, 4 o 6 mesi. Abbiamo visto il Parlamento più volte ha iniziato la discussione e poi l'ha abbandonata, non ultima anche nell'ultima legislatura, il che vuol dire che il tema è complicato. E secondo me non possiamo paragonare una legge sul fine vita ad una qualsiasi altra legge, perché non stiamo parlando di cani, di gatti, di investimenti economici piuttosto che di qualsiasi altra cosa, ma stiamo parlando del bene più caro che tutti noi abbiamo. E la vita, secondo me, merita anche nell'ultima fase un'attenzione particolare, e pensare che dobbiamo licenziare questa legge, abbiamo ancora 2 mesi di tempo, perché siamo il 31 di ottobre, in teoria noi dobbiamo licenziarla entro il 31 di dicembre, con le festività varie nel mezzo e anche il bilancio. Io penso che questo sia un tema talmente delicato e, guardate, magari neanch'io ho tutte le idee chiare, e quindi proprio per questo secondo me è un tema che deve andare affrontato con la massima serietà, non guardando i sondaggi, non guardando l'opinione pubblica, perché immagino che se adesso noi chiediamo alle persone cosa ne pensano del fine vita, tutti noi abbiamo paura del male, no? E tutti quanti direbbero, piuttosto di trovarmi in determinate situazioni, meglio un colpo e via. Certo, però un conto è fare un ragionamento da sani quando si sta bene, poi bisogna trovarsi anche in determinate situazioni. E poi si apre tutto un mondo, perché guardando anche un po' cosa è successo negli altri paesi
a livello europeo ma anche a livello mondiale, tutti sono partiti, no, con questa forma di suicidio medicalmente assistito per dare sollievo a chi veramente non ne poteva più. Però oggi siamo arrivati a paesi, dopo 20 anni, tipo in Olanda, dove l'eutanasia si somministra anche ai bambini sotto i 12 anni, dove esiste l'eutanasia di coppia, cioè quando una persona non si sente più utile con la propria moglie, al di là che sia in fine di vita, però può trovarsi in determinate situazioni dove uno si sente completamente abbandonata e può decidere anche di farla finita. E soprattutto di fronte ai numeri che noi abbiamo, quindi una società sempre più sola, con sempre meno figli, sempre più anziana e quindi sempre più bisognosa di cure, non vorrei mai che questo, che oggi magari può essere visto come un qualcosa che metta fine a determinate sofferenze, non dico domani, ma fra 5-10 anni spalanchi le porte poi a tutta un'altra serie di azioni ben più gravi del semplice aiuto, no, a finire le sofferenze per qualcuno. Quindi per questo ritengo l'argomento talmente delicato che non possa sicuramente essere affrontato così in velocità, ma è un tema che merita veramente un approfondimento serio. Grazie. Ora vorrei invitare per 2 interventi dei rappresentanti che vengono qui, brevi interventi, che rappresentano diverse associazioni. Per primo il dottor Morandini, prego. Magari puoi anche enunciare le associazioni per cui chi rappresenti, così per la stampa. Prima di tutto vi saluto, vi ringrazio per questa attenzione, ringrazio anche stampa che dice con questa presenza di questa attenzione all'umano. Io sono qui in rappresentanza del Family Day nazionale, del Movimento per la Vita nazionale e, come veniva prima ricordato, del network Ditelo sui tetti in sostituzione che ha avuto proprio in queste ultime ore un imprevisto di tipo familiare. Vorrei entrare anche perché sono 45 anni che faccio volontariato su questa frontiera in punta di piedi, in questa che riveste una delicatezza estrema, come voi sapete, per la complessità del tema, proprio perché questo riguarda disabilità, persone che sono nella fase terminale, malati di tumore, nei cui confronti... chiedo scusa. Comunque si è sentito fino ad ora qualcosa, no? Dicevo, la complessità e la delicatezza del tema riguarda disabilità a partire dalle più gravi, malati di tumore, poi vi darò qualche dato assolutamente, mi pare assolutamente nuovo ed inedito e sono contento di darvelo in questa sede, e quindi grande delicatezza nell'entrare in questo tema. Al contempo però dobbiamo anche, come dire, non cedere a questa offensiva che veniva anche poco fa menzionata, di tipo culturale, nel rispetto evidentemente delle opzioni, dei pareri di tutti, ma che sostanzialmente vorrebbe lasciare intendere che sta emergendo una cultura dello scarto. Probabilmente ci sono vite, senza far processi all'intenzione nessuno, che magari hanno meno diritto di vivere di altri, e questo spesso induce queste persone direttamente interessate, sulla cui pelle si giocano queste iniziative, a sentirsi di peso. Mi permetto di dire anche che queste cose riguardano anche noi direttamente, riguardano me, riguardano ciascuno di voi. Non per augurarlo a nessuno, anzi auguro una vita serenissima e sanissima, però prima o poi ci troveremo tutti, poco o tanto, a dipendere dagli altri. Allora ci riguarda tutti. Allora qui siamo sulle frontiere dell'umano e qui dobbiamo per l'appunto avere, come avete voi anche con questa presenza, una grande attenzione. Il professor Umberto Veronesi, che ho avuto modo di conoscere negli anni, che è stata una persona autorevolissima nel campo della cura dei malati oncologici, soleva dire anche pubblicamente che in tutti i suoi decenni di esperienza, di tutte le persone che erano accudite con premura, con cura, di queste nemmeno una aveva mai chiesto di farla finita prima. Allora questo induce me prima di tutto, ma induce, penso, la pubblica opinione ad una riflessione, perché lui diceva anche i malati più gravi sono mossi dal desiderio forte che hanno dentro di essere accolti e aiutati. Allora voi capite che qui la sfida è custodire l'umano, cioè potenziare tutti gli aiuti possibili,
umani, farmacologici e quant'altro, anche dal punto di vista delle strumentazioni più sofisticate, se ci sono, senza evidentemente debordare nell'accanimento terapeutico, è potenziare l'umano. Quindi nessun approccio ideologico. Qui chi fa l'approccio ideologico ha sbagliato assolutamente passo, lo diciamo proprio alla luce di queste esperienze, e invece rinforzare questi aiuti. Io non mi soffermo, a meno che poi non ci saranno domande in questo senso, su un tema che già conoscete bene, che anche mi è caro per gli studi fatti, sulle questioni che siamo assolutamente fuori competenza di una regione. E qui non vado assolutamente anche qui a far processi alle intenzioni, ma dico che la benevolenza verso le persone sofferenti o disperate penso che dovrebbe vederci tutti uniti a potenziare per l'appunto questi aiuti umani, farmacologici e quant'altro. Vi do conclusivamente alcuni dati, li traggo da Agenas, me li ha prodotti questa notte uno studioso in questo senso. Sapete che Agenas è l'agenzia della Conferenza Stato-Regioni, che anche su questa frontiera si confronta, studia con grande serietà e sa unire tutte le opzioni culturali anche diverse che vivono interno al suo seno. Allora, su un totale di ULSS 26, mi riferisco ai distretti afferenti all'ULSS, il 27% di esse hanno equip specialistiche, quindi solo il 27%, e sui dati ministeriali, cioè rispetto agli standard ministeriali per gli hospice, che voi sapete gli standard ministeriali sono che ci vorrebbero 10 hospice ogni 100.000 abitanti, in Veneto mancano 247 posti, quindi è soddisfatto circa il 50% del fabbisogno. Quindi questa è la frontiera, ci pare, dell'urgenza. Poi se andiamo in altre regioni, soprattutto del centro-sud, purtroppo la situazione peggiora, ma mi preme evidenziare così i dati di questa regione che molte volte si è distinta anche agli albori della storia per solidarietà verso i più deboli, verso i più umili, eccetera, eccetera. Penso solo a San Giovanni Calabria, per dirne una. Avanti coi dati, solo il 12% delle ULSS ha un servizio a queste persone, disabili gravi, malati terminali, H24. Quindi solo il 12% H24, solo il 27% delle ULSS ha degli specialisti in medicina palliativa, in cure palliative. Solo il 32% dei malati di tumore ha potuto essere seguito a casa con le cure palliative. Anche il tumore che può essere dichiarato inguaribile resta comunque sempre curabile. È la famosa frase di iCare dell'indimenticabile Don Milani che molti di voi conoscono. Quindi da questo punto di vista io penso che questo faccia riflettere e faccia anche sospingere la politica verso la direzione della custodia e dell'investimento dell'umano. Qui sì ci sono le competenze. C'è poi un'ultimissima, anche qui, ricerca demografica recente dei professori Colombo e Dalla Zuanna. Colombo insegna all'Università di Bologna, Dalla Zuanna non lo so, i quali documentano con dati alla mano, li ho qui sul cellulare per chi li volesse, che dove aumentano le cure palliative cala la domanda di suicidio assistito. Questi dati evidenziano ancora, sono rifatti a legislazioni di altri paesi che hanno preceduto su questo, ahimè, su quel versante, come Belgio, Canada, Olanda, eccetera, dicono che con la legge che legalizza il suicidio assistito sono aumentate le relative domande di suicidio assistito. Un'ulteriore recentissima, questa è proprio di stamattina, dato che portano questi professori è che l'utilizzo delle cure palliative ben appropriate, non generiche, perché questo porta a pochissimi risultati, ben appropriate, è in forte espansione proprio nei paesi che hanno aperto la strada, Belgio, Olanda, Canada, per legalizzare l'eutanasia. Quindi penso che un messaggio di unità, alla luce anche di quanto prevede questa proposta di legge, pensando alle realtà che si prodigano quotidianamente a servizio di questi cosiddetti ultimi, penso che questo possa essere un messaggio di unità che può far bene a tutti. Quindi considero questo tema assolutamente unificante. Grazie. Grazie professore. Ora
Diamo la parola a Alberto Zelger, che sempre a nome di altre associazioni porterà delle sue riflessioni. Sì, grazie di questa iniziativa che condivido pienamente. Mi chiamo Alberto Zelger e ho lavorato per tanti anni in difesa della vita e della famiglia, in particolare come presidente del Movimento Europeo Difesa della Vita e di altre associazioni come il Centro Culturale Stenone e altri. Collaboro attualmente con molte come appunto Pro Vita e Famiglia, con l'Associazione Medici Cattolici, sezione di Verona e con altri. Ricordo con rimpianto quasi la battaglia finita male nel 2009 per cercare di salvare la vita di Eluana Englaro, che è stata condotta a morte con dei protocolli di cura forzati a livello giuridico che abbiamo cercato in tanti di combattere, in primis anche il governo Berlusconi di allora col ministro Sacconi, senza riuscirci. Quando ho saputo che il consigliere Valdegamberi aveva intenzione di mettere a punto una proposta di legge per il potenziamento dell'assistenza domiciliare e delle cure palliative, in contrapposizione soprattutto alla proposta di legge sul suicidio assistito dell'associazione Luca Coscioni, che avevo già avuto occasione di vedere, ho subito offerto il mio aiuto coinvolgendo il professor Daniele Trabucco, costituzionalista, il professor Tommaso Scandroglio, che ha insegnato filosofia del diritto, etica e bioetica all'Università Europea di Roma, e cercando di mettere a punto un testo che potesse essere di aiuto ai consiglieri regionali che si erano fatti carico di questa iniziativa, qualche suggerimento. Non voglio qui entrare nel merito della proposta che è stata illustrata in particolare dal consigliere Valdegamberi e dal dottor Pino Morandini e altri, ma solo dare qualche spunto di riflessione. Anzitutto, la solidarietà umana e cristiana nei confronti di chi soffre è sempre stata una caratteristica del popolo veneto. Lo abbiamo visto in occasione di tante catastrofi come alluvioni, terremoti che hanno colpito la nostra regione. Lo abbiamo visto più nascostamente per chi ha gli occhi per vedere, perché non fa notizia sui quotidiani, in tante famiglie che vivono la solidarietà facendosi carico di anziani e malati gravi, con grandi sacrifici, spesso rinunziando al lavoro, con aiuti molto scarsi da parte delle istituzioni. La Regione dovrebbe fare molto di più e può farlo, e ben venga questa iniziativa che spinge la Regione a investire in questo settore, anche perché recentemente i finanziamenti del Servizio Sanitario Nazionale sono stati ridotti notevolmente negli ultimi 10 anni, si parla di 37 miliardi dal 2010 al 2019 e andando più avanti mi pare dicono sui 43 miliardi di riduzione, quindi questo è molto grave. Stiamo assistendo poi a un'enfasi eccessiva del cosiddetto principio di autodeterminazione, alias libertà di scelta, per consentire a ciascuno il diritto di scegliere come morire, mentre in realtà un malato privo di affetti e di cure adeguate non è veramente libero di scegliere. Questo ce l'ha dimostrato anche palesemente in un convegno importante a Verona con la dottoressa Sylvie Menard, che era una collaboratrice del professor Umberto Veronesi, favorevole all'eutanasia, anche lei, e purtroppo quando è stata colpita da un tumore, no purtroppo, grazie a Dio, quando è stata colpita da un tumore ha cambiato completamente idea. Ha fatto una sua testimonianza di vita vissuta a Verona e ha colpito tutti proprio per questa sua capacità di esporre lo stato d'animo di chi si trova con una malattia grave e che chiede aiuto da parte di tutti, dallo Stato, dalla Regione, dalla famiglia soprattutto, perché ricordo che anche 20 anni fa, adesso probabilmente è cambiato, in un libro bianco del welfare del Ministero del Lavoro e del Welfare di allora c'era scritto che il 94% delle cure alla persona sono erogate dalla cerchia parentale, familiare, parentale e di vicinato. Quindi lo Stato arrivava allora solo al 6%. Mi domando, e questo è scritto nero su bianco su questo libro bianco, mi domando adesso a che punto siamo arrivati col fatto che anche la cerchia familiare si sta in qualche modo, non dico dissolvendo, ma gli impegni di lavoro
la corsa per cercare di mantenere la famiglia, di stare economicamente in piedi, soprattutto quando c'è un anziano o un disabile in casa, rendono molto più difficile l'aiuto alle persone in difficoltà in famiglia. Un malato privo di assistenza e di cure adeguate viene privato spesso degli affetti familiari per questi motivi e anche di cure adeguate, come dimostra uno studio. Ce ne sono diversi, io ne ho tirato fuori uno in particolare. Su 70.000 malati terminali di cancro ricoverati nel periodo negli anni 90, una percentuale di suicidi è stata intorno allo 0,29%, probabilmente persone sole abbandonate che magari non avevano cure adeguate. Ecco, questo è un campanello d'allarme per tutti noi. Un malato anche grave, circondato dagli effetti familiari, sorretto da cure palliative, anche se non guarisce, perché curare non vuol dire guarire, vuol dire assistere il malato e stargli vicino anche nei momenti di difficoltà, un malato che ha questo può affrontare serenamente anche la sua sofferenza. Questo l'abbiamo visto anche, io l'ho visto anche in parenti stretti questo, e potrei raccontare. Per questo diciamo no al suicidio assistito e ad ogni forma di eutanasia con falsa pietà, per falsa pietà, oppure per presunta libertà di scelta, che non c'è libertà in questi casi, perché una persona indotta a togliersi la vita non è veramente libera, ma è indotta dalla propaganda che gli sta intorno. Proprio recentemente ho sentito di una signora che è andata in Olanda a trovare dei parenti o degli amici, dove c'era un anziano che non era particolarmente malato, qualche acciacco, che voleva togliersi la vita e i suoi familiari magari no, erano contrari. No, ma in fondo insomma io ho vissuto la mia vita, basta una telefonata, arriva il medico a casa, gli fa una puntura e muore. Così me l'hanno raccontata. Ma siamo arrivati veramente al ritorno alla barbarie, se vogliamo arrivare a quel punto lì. Diciamo sì al prendersi cura del sofferente, possibilmente in famiglia, con l'assistenza domiciliare e cure adeguate, per non togliere ai nostri malati quegli affetti che possono permettere loro di affrontare con serenità anche il loro ultimo spazio di vita. Aggiungo un'ultima osservazione. La scorciatoia regionale del suicidio assistito proposto dall'associazione Luca Coscioni sarebbe addirittura incostituzionale. Questo lo dice un bel documento che invito tutti a leggere, del Centro Studi Livatino, pubblicato sul loro sito. È un documento corposo, fatto da giuristi di chiara fama e quindi importante. Nonostante il silenzio dei media, molte associazioni comunque si sono date da fare per conoscere questo progetto di legge, alternativo alla cultura di morte che sta avanzando anche in Italia, purtroppo. Non solo nel fine vita, ma anche nell'inizio vita. Se pensiamo che in California hanno autorizzato addirittura l'omicidio di un bambino già nato sopravvissuto a un aborto. Ci sono 16 associazioni che, pur non avendo saputo fino in fondo cosa si stava muovendo in regione, sollecitate da me e da altri volontari, hanno deciso di scrivere una lettera di solidarietà ai consiglieri che propongono questa proposta di legge. Alcune di queste associazioni sono per esempio il Movimento della Vita di Venezia Mestre, il Movimento Europeo Difesa della Vita, Famiglia e Futuro, ne cito solo alcune, Associazione di Volontariato Calabriano Perez, Difendere la Vita con Maria, di cui abbiamo la Presidente qui in sala, l'Associazione Medici Cattolici di Verona, l'Associazione Volontari Visitatori Ospedalieri, che toccano con mano cosa vuol dire la sofferenza. E direi che con questo non ho da aggiungere altro. Grazie. Grazie Alberto. Dagli interventi che mi hanno preceduto capiamo bene qual è lo spirito, cioè dal togliere il problema al risolvere il problema. Non ci sono scorciatoie, al centro dell'attenzione va la dignità della persona umana e noi prima di tutto dobbiamo dare dignità alla persona umana, perché abbiamo visto che in situazioni di dignità alla persona umana nessuno chiede la soppressione della vita. Ci sono sempre delle concause, delle situazioni, delle mancanze, dei difetti. La nostra regione è stata una delle prime ad approvare anche una legge regionale già anni fa sulle cure palliative e sta facendo molto. C'è da fare, come dai dati dimostrano, molto di più.
E credo che questa legge ha lo scopo di rafforzare l'attenzione, di dare una copertura al 100%, mettere al centro una politica che supporti la famiglia, supporti il volontariato, metta a sistema le persone che attorno rafforzi anche la formazione, il processo di formazione, i concorsi adeguati di personale medico, sanitario, e porti appunto a creare un mondo di accoglienza della persona dove nessuno si sente un peso, dove nessuno deve essere portato a dire io mi tolgo la vita perché altrimenti sono un problema per gli altri. Nessuno è un problema, soprattutto nei momenti più difficili della propria vita. E per concludere vorrei anche tanto ringraziare i consiglieri regionali, i miei colleghi che sono venuti a assistere a questa conferenza stampa, che era un modo anche di dare delle informazioni. E vorrei anche, così di solito ci sono dei giornalisti in aula, se qualcuno magari vuole fare interventi, altrimenti io concludo con un piccolo video, un video che è stato reso disponibile da una cooperativa, da un Angelo Righetti, con l'autorizzazione dei familiari. È una signora che è dal letto allettata da diversi anni, la quale porta una sua testimonianza, nel senso che lei è affetta da un morbo, il morbo di Reiter, e quindi che l'ha costretta a letto per diversi anni, e guardare in faccia il sorriso di questa persona è un motivo di fiducia, che si sente amata, si sente i familiari vicino, si sente gli operatori che gli vogliono bene, e porta questa testimonianza positiva, perché noi dobbiamo cominciare anche a parlare in positivo, dobbiamo essere per la cultura della vita e delle volte considerare la cultura della morte non una vittoria ma una sconfitta della società. Prego, mandiamo in onda il video. Facciamo dopo allora, dai. Okay. Io mi chiamo Rita Marinella, ho 79 anni, qua è 20 anni che sono qua, mi trovo molto bene con gli operatori, educatori, infermiere, e non posso ringraziare solo e basta. Che malattia hai, Marinella? Ah? Che malattia hai? Morbo di Reiter, E da quant'è che sei a letto? 5 anni, Stai bene comunque? e sono malati. Sono tutti bravi? Ti aiutano? Sì, sì, quello sì, come niente da dire. E tutti gli operatori rispondono ai tuoi bisogni? Ti aiutano? Sì, Anche gli infermieri? sì, molto. Anche gli educatori? Vabbè, che manco qui, manco tutti. È bello primo. Stai sempre con il sorriso però? Ah, Sei sempre con il sorriso però? insomma, Bisogna? Giusto? ah. Bene, un applauso perché sì, questa testimonianza parla di più di tanti discorsi, si vede è stata fatta, raccolta dalla famiglia, quindi autorizzata anche resa pubblica come testimonianza di quello che appunto è un approccio diverso verso le persone anche con gravi difficoltà. E prego, ci sono domande per i giornalisti? Sì, allora lo stanziamento è stato previsto di circa 3, mi pare, un attimo solo che guardo il capito per dare la cifra esatta. Lo stanziamento siamo intorno ai 3 milioni di euro, sono 2 capitoli, ma un 3 milioni di euro che è stato stimato per annuo, stanziamento annuo per organizzare tutto un sistema di protezione e tutte le iniziative previste dalla legge. Allora, guarda, sono un attimo, rilevante appropriazione, dunque 300 rappresentati, sono missione 12, programma diritti sociali, ce n'è uno, allora sono divisi in 2 capitoli diversi. Uno è dunque con l'approvazione del bilancio dell'anno 2024, ovviamente questa legge qua è depositata, non è entrata ancora in commissione. La Giunta regionale destina le risorse necessarie per rifinanziare il rifinanziamento del contributo caregivers che era già stato dato
operanti nel territorio regionale, di cui la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2021, 295, e questo era un fondo nazionale questo prevede di rifinanziarlo con 3 milioni di euro. Agli oneri derivanti mentre all'applicazione del secondo comma, cioè le lettere B, C, D, E, F, che sono altre iniziative, quelle relative se avete in mano il testo potete parlarne direttamente voi. È previsto un ulteriore stanziamento di 300.000 euro per l'esercizio 2024, si va a fronte alle risorse allocate, missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 5, interventi per le famiglie, perché sono risorse appunto rivolte alle famiglie, titolo 1, spese correnti. La cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente il pari importo il fondo di cui l'articolo 7,1, fondi accantonamenti, eccetera. Allora, questa proposta intanto deve ancora andare in commissione, quindi mi auguro venga calendarizzata al più presto, ma quindi non credo che, visto i tempi imposti dall'altra, io avevo chiesto fossero analizzate, valutate, votate insieme, ma la vedo molto dura su questo, quindi diciamo che questa è una proposta che va in senso positivo, guarda a favore della vita, non è che neghi, cioè nega, di fatto nega l'altra, però è una risposta diversa, quindi qualcuno dei consiglieri che ha letto tutti e due dice non sono neanche incompatibili, perché dice io è giusto fare prima la prevenzione fino in fondo e poi magari, io non sono di quell'opinione, però qua sono tutte libertà, tutte diciamo decisioni di carattere individuale, ma io non vedo una cultura della vita in contrasto, cioè la vedo di fatto in contrasto, però non vedo, io credo che la cultura per la vita sia un dovere istituzionale che hanno le istituzioni, che abbiamo noi, cioè come dire qua, dire che è vero che il sole risplende, ecco, per me è una cosa scontata che la Regione, le istituzioni, lo Stato devono fare tutto il possibile per garantire la dignità della vita fino all'ultimo respiro. Non vedo nulla di contrario a qualcos'altro e agli altri. Io sono per favorire la dignità della persona fino all'ultimo respiro. Dico che la morte, la soppressione della vita è una sconfitta. Ma dovrebbe farla loro la domanda, non a me. Io posso dire la mia opinione, il mio parere, dico che è già espresso più volte, ripetuto, e cosa decidono gli altri è una considerazione che devono fare gli altri e deve chiedere a loro, ovviamente, perché io non posso entrare nella mente degli altri. La mia visione è questa, ma io non obbligo nessun altro ovviamente a ribadire la mia visione. Io ho espresso il mio parere, mio e di tanti altri, so che ci sono altri consiglieri che la pensano così, poi in merito al pensiero altrui poi non mi esprimo. No, certo, questi sono i tempi previsti dallo Statuto per quel che riguarda i progetti di legge di iniziativa popolare e questo ovviamente è incontestabile. Però, come dicevo prima, un conto è se parliamo di una legge qualsiasi, ok? Magari anche in 6 mesi la si può anche licenziare, ma noi ci troviamo di fronte a un progetto di legge che riguarda comunque la vita delle persone e noi siamo oggi il 31 di ottobre e abbiamo 2 mesi di tempo per poter legiferare su una materia così complicata, che io raramente ho visto una legge entrare in commissione ed uscire soprattutto su tematiche sanitarie in tempi così veloci. Allora, se per tante altre leggi siamo rimasti mesi e mesi in commissione, ma non perché volevamo perdere tempo, ma perché volevamo affrontare l'argomento, mi chiedo com'è possibile oggi su una legge così delicata dedicare, non lo so, 2, 3, 10 sedute di commissioni e via, quando addirittura
il tema a livello nazionale più volte è stato all'attenzione del Parlamento e una soluzione non è stata trovata, come possiamo noi? Ma mi metto anche, io posso avere le idee chiare e qualche altro mio collega dalla parte opposta può avere altrettanto le idee chiare, ma se un collega ha dei dubbi, come può dipanarli con poche sedute di commissione in 2 mesi su un tema così delicato? Per questo io dico, se c'è veramente l'intenzione e se qualcuno è convinto di questo progetto di legge, perché è il miglior progetto di legge che si può portare avanti su questo tema, presentiamo un progetto di legge di iniziativa del Consiglio con i consiglieri che sono d'accordo, se no piuttosto se lo presenta la Giunta, si avvia un dibattito all'interno della Commissione senza il timer, perché noi abbiamo di fronte un conto alla rovescia. Cioè io ho l'associazione Cappato che ogni giorno mi ricorda, tramite il portavoce, che io entro il 31 dicembre devo licenziare il progetto di legge, senza poi ovviamente considerare le offese da parte di qualche collega dell'opposizione che chi la pensa diversamente su questo tema viene visto, no, come un oscurantista, un barbaro, uno che vive in un'altra epoca. Ripeto, io ho rispetto di tutti, però pretendo che su un tema del genere il Consiglio dedichi il giusto tempo. Oltretutto il Veneto è sempre stato il primo su tanti temi, soprattutto nella cura della persona, però sicuramente non sarei felice se il Veneto fosse la prima regione in Italia ad approvare questo tipo di legge. No, non succede niente, cioè, si va in aula e si boccia la legge, ok? Però siccome, sì, se la legge oggi, noi entro i 6 mesi dobbiamo ovviamente... Non succede niente, No. mettono in carcere. No, si va in aula e si vota il non passaggio agli articoli, punto. Ok, prego. Anche perché siccome il tema adesso, no, stanno arrivando anche diverse osservazioni e oggettivamente, poi avremo modo anche di affrontarlo in commissione, ci sono dei dubbi, no? Sia di legittimità ma anche di sostanza su questa legge. Allora, per carità, in aula potremmo anche modificare qualche articolo e migliorarlo, però penso, e ripeto, che una legge come questa debba essere approfondita bene, sia da un punto di vista giuridico oltre che di sostanza. Per questo ritengo una follia licenziare un testo del genere in soli 2 mesi. Finco, sei sotto tiro. No, volevo dire, il diritto all'accesso alle cure palliative, alla terapia del dolore è già normato in Italia da oltre 10 anni perché c'è una legge apposita. Prima i dati appunto dicono che praticamente soltanto un cittadino su 3 riesce ad accedervi, però cioè, di chi è la colpa? Voglio dire, insomma, in regione ci siete voi da oltre 10 anni. No, non è una questione di colpe, cioè nel senso noi comunque sia anche se nell'ultimo piano sociosanitario abbiamo messo dentro tutte le strutture degli hospice e ovviamente non è facile anche trovare professionisti che si occupano di questo settore, perché io ne conosco qualcuno che faceva palliativista e che poi ha deciso di andare a fare il medico di medicina generale, anche perché è un lavoro molto complicato, ma come tutti ormai i lavori che riguardano la cura della persona, perché se noi pensiamo agli OS piuttosto che agli infermieri, piuttosto che a determinate professionalità, ce ne sono sempre meno e su questo ovviamente bisogna fare un investimento, cioè noi non è che possiamo dire siccome oggi abbiamo pochi palliativisti o ci sono poche strutture, l'alternativa è questa. Dobbiamo investire su questo, che ovviamente è uno sforzo non solamente da un punto di vista organizzativo, perché noi possiamo prevedere tutti gli hospice previsti anche dai parametri di legge, ma ci vuole anche una cultura di base, di fondo sociale anche che si occupi dell'assistenza del prossimo. Altrimenti cioè, dopo va a crollare tutto il sistema, no, del sostegno della famiglia e delle persone sole, quindi noi non è che stiamo facendo una critica che siccome le percentuali sono basse la colpa è della regione, noi abbiamo fatto quello che si poteva fare in base anche alle professionalità che abbiamo su ogni singolo territorio, però su questo bisogna investire moltissimo e penso che l'alternativa alla carenza di risorse umane non sia quella ovviamente di prevedere ovviamente il suicidio medicalmente assistito. Sì, prego. No, volevo intanto aggiungere che prima anche rifacendomi alla domanda che ha fatto, noi non siamo per fare una legge contro qualcuno, siamo per fare una legge per
garantire il massimo, una risposta totale per sopperire anche quelle mancanze che oggi ci sono ancora. Devo dare atto anche nel mese di agosto, mi pare anche un provvedimento della Giunta ha rafforzato le cure palliative e quindi c'è stata già una risposta, però noi con questa legge si crea un sistema anche completo dai caregivers eccetera, nel quale una persona non deve più sentirsi sola, abbandonata, non si sente un peso, ecco, questo è l'obiettivo. E quindi la nostra è una legge per la persona, non è contro nessuno, quindi non si pone creare l'antitesi tra le persone che sono per la vita e per la morte. Noi siamo per la vita perché questa legge, e credo che tutti siano per la vita, sono modi diversi di interpretare le cose. Noi la interpretiamo in questo modo, che prima di tutto noi dobbiamo garantire a tutte le persone le risposte adeguate perché non si sentano un peso in questa società, e superare la cultura dello scarto, che è pericolosissima, che poi da questo punto di partenza abbiamo visto altrove ha avuto derive molto gravi nella società e che poi lasciano conseguenze senza ritorno. Ecco, in questo senso qua va letta. Ecco, quindi prego, ci sono poi altre domande e se no concludiamo. Volevo la parte di cure palliative, di sostegno, fino alla fine mi pare che l'abbiate spiegata bene. Non mi è chiaro il punto, ma non abbiamo il testo ancora in mano, del divieto di eutanasia omissiva o commissiva. Allora, mi sì, spiega, quello mi fa degli esempi concreti sì. di cosa intendete per Allora guardi, questi due casi? lì c'è scritto il testo, non avete il testo, magari fate passare il testo, ce ne sono testi qui a disposizione, ai giornalisti, dateli che... allora, lì non è altro che un ribadire la norma nazionale che già c'è, non dice nulla di più, nulla di diverso di ciò che è una ripetizione. Non siamo noi a stabilire queste norme perché spetta allo Stato, tant'è che una delle contestazioni fatte anche da questo progetto di legge di iniziativa popolare è che di fatto questo progetto di legge modifica i LEA, i livelli essenziali di assistenza, e che sono competenza esclusiva dello Stato. Ecco, se voi leggete il parere dei giuristi, dice questa è una violazione di questa competenza costituzionale, per cui di fatto si va a istituire un sistema, una prestazione nuova che ha necessariamente dei costi, che vengono prelevati, quindi messi a carico del sistema sanitario nazionale, per cui una modifica dell'EA non può essere fatta da una regione ma deve essere fatta dallo Stato. Grosso modo una delle tesi sostenute dai giuristi è questa. Ecco, in questo caso adesso ho perso il filo anche adesso, cos'era? Scusa? Ah sì, omissiva. Queste è solo un concetto definitorio, nel senso che è di stabilire ciò che lo Stato dice. Cioè l'eutanasia quando viene provocata, può essere in modo deliberatamente attraverso la somministrazione per esempio di un farmaco, oppure attraverso la negazione di prestazioni sanitarie, in quel senso lì il termine. Comunque eutanasia sempre ma sono le stesse definizioni che vengono oggi valutate dai giuristi, queste contemplate nella normativa nazionale. Va bene. Altre domande? Bene, vi ringrazio, possiamo concludere qui. Io anzi colgo l'occasione, rivolto a tutti i miei colleghi consiglieri, a tutti anche di sottoscrivere e aderire a questo disegno di legge. È chiaro, è un'occasione, è un appello che faccio a tutti, ecco, perché questo non vuole essere di contrasto a nulla, ma semplicemente a favore della persona, della dignità della persona umana.